troviamo nel Parco Naturale delle Dolomiti, 11.200 ettari di bellezza pura. Questa è una delle entrate principali che ci porta alle cascate di Fanes, ma non solo, è anche un lungo percorso botanico che ci racconta tutte le piante e gli arbusti del parco. Guardate quest'albero, è un abete rosso e queste cavità le ha fatte il picchio nero che caratterizza questo parco, perché sente i tarli che ci sono all'interno dell'albero di cui si ciba e quindi fa tutti questi buchi.